Amici sportivi, benvenuti alla Stella Azzurra, dove per la quarta giornata della Serie A della Lega Calcio 8 si affrontano gli Hammers e l'Alitalia Calcio. Rimessa lunga degli Hammers, la palla per Mellaro che carica il sinistro, palo. Fanno girare il pallone gli Hammers, la sfera finisce sui piedi di Mellaro che prova il destro. Vantaggio degli Hammers, grandissima conclusione di Mellaro che beffa così Babiloni. Pallone tra i piedi dell'Alitalia Calcio, si lotta a centrocampo, l'arbitro fischia la punizione per l'Alitalia Calcio. Franci dal punto di battuta, prova il destro, palo, il pallone rimane lì, arriva Fini e per lui è un gioco da ragazzi mettere dentro il gol del pareggio. Pareggiano finalmente i verdi 1-1. Rilancio lungo di Ponzelli, può controllare Mellaro. Buono il lavoro di Mellaro sulla destra che adesso può entrare in area. Mellaro ancora l'1-2, Mellaro 2-1, doppietta di Mellaro e nuovo vantaggio per gli Hammers. Strepitosa l'azione del numero 4. Si lotta adesso a centrocampo, da terra gli Hammers, ne esce però Ciammetti che può avanzare, destro, grandissimo gol sotto l'incrocio di pali di Ciammetti che porta in parità i verdi. Adesso ruba palla Saladino che può involarsi sinistro, gran gol di Saladino che beffa così Ponzelli e porta per la prima volta in vantaggio la sua squadra. Calcio di punizione adesso per gli Hammers, arriva ora la conclusione, non trattiene il portiere, Meschini di testa e finalmente la reazione degli Hammers 3-3. Bello il colpo di testa, facile però di Meschini. Recuperano palla a centrocampo gli Hammers. Sarà calcio di punizione. Dal punto di battuta vuoto, andrà col sinistro, lo carica, il tiro, la deviazione di Andruccioli sfortunata e allora è 4-3 per gli Hammers che a questo punto sono a un passo dalla vittoria. Si lotta a centrocampo, la palla finisce a Giovagnoli che stoppa di petto, prova il destro, gran palo di Giovagnoli. Punizione per gli Hammers, libera l'Italia Calcio. L'arbitro però fischia alla fine, non c'è più tempo, salgono a quota 4 gli Hammers, ferma a quota 3 invece l'Alitalia Calcio. Un successo importante che viene dopo due sconfitte e un pareggio che tranne diciamo, la prima 3-1, l'altra che abbiamo perso immediatamente, oggi penso che immediatamente abbiamo vinto la partita perché abbiamo concluso tanto in porta, abbiamo preso 4 pali, anche se loro erano giovani e veloci abbiamo tenuto bene e alla fine l'abbiamo portata a casa.